Siamo qui con Sandro Lucagnano, maestro di Aikido Origin di Vittorio Veneto. Ecco Sandro, in cosa consiste l'Aikido in parole povere? È uno sport aperto a tutti? L'Aikido è un'arte marziale di origine giapponese che è adatto a gran parte delle persone, generalmente viene studiato dall'adolescenza in su. Questo perché all'interno dell'Aikido ci sono tecniche con leve che è meglio affrontare da un po' più grandi. Però è un percorso che può accompagnare per tutta la vita. In quanto si cerca attraverso lo studio dell'Aikido, attraverso lo studio delle sue tecniche armate e non, di affrontare una crescita personale che porta al miglioramento di se stessi. Questo naturalmente non può avvenire tutto all'improvviso, ma avviene per passi. Durante il percorso ci sono degli esami che gli allievi affrontano per crescere e maturare. All'interno dell'Aikido ci sono, come ho detto prima, tecniche armate e tecniche a mano nuda. Noi seguiamo lo stile tradizionale, quindi quello che veniva praticato a Iwama, una piccola cittadina nella periferia del Giappone, e dove il fondatore, o sensei Ueshiba, ha creato quest'arte derivante da sue precedenti esperienze, unite a una sua visione filosofica completamente diversa rispetto alla solita concezione del Budo del Medioevo giapponese, dove morire in battaglia, ad esempio, era onorevole, dove fare il sacrificio rituale, il famoso harakiri, era questione di onore. Sensei Ueshiba, il fondatore dell'Aikido, riteneva invece che il corpo era un dono degli dei e andava preservato, ma non solo il proprio, anche quello di un ipotetico aggressore. Quindi le tecniche di Aikido hanno la capacità di poter ledere, ma lo studio viene affrontato sul controllo. Generalmente la cosa bella dell'Aikido è che ci sono spesso anche dei ritrovi a livello nazionale e internazionale attraverso seminari in cui è possibile conoscere tantissima gente e tantissimi maestri di alto livello. Infatti abbiamo avuto l'opportunità di crescere come scuola anche grazie a questi maestri della Takemuso Aikido Association, dove sono appunto presenti sensei che hanno studiato, alcuni direttamente sotto sensei, quindi il fondatore dell'Aikido, altri con il suo pupillo Morihiro Saito. È un grande onore per noi far parte di questa associazione e di poter contribuire alla sua crescita e alla nostra crescita. Sono ormai 25 anni che faccio Aikido e in questo gennaio ho ricevuto la promozione a quinto Dan dall'Aikikai di Tokyo. Tramite alcuni miei maestri c'è stata il suggerimento per la promozione, la proposta per la promozione e è avvenuta, quindi sono molto contento. È un percorso fatto appunto negli anni e comunque non è mai un punto di arrivo, è sempre un momento in cui rivedere un po' quello che si è imparato nel corso degli anni e portarlo a un livello superiore.